Grazie Stefano, buongiorno a tutti. Approfitto per salutare anche tutti coloro che sono collegati, vedo numerosi e ringrazio davvero per l'adesione, anche a chi ha introdotto i lavori di questa prima giornata della quinta edizione di Digital Tourism. Un saluto particolare al mio direttore Mauro Vitti, che è collegato oggi in remoto. Sì, abbiamo sentito dagli interventi introduttivi e anche da questo che abbiamo appena ascoltato di Damiano De Marchi, quali sono gli scenari prospettici, come dire, dell'innovazione sul digitale che ci attendono. E per prepararci meglio a queste prospettive e anche per mettere a fuoco, diciamo, le linee strategiche del Veneto sul digitale, ricordo che siamo in piena elaborazione dell'aggiornamento del piano strategico del turismo Veneto. Nelle prossime settimane la cabina di regia raccoglierà quelli che sono i frutti dei processi partecipativi che abbiamo svolto nei mesi scorsi e per questo abbiamo voluto testare il polso un po' a quella che è la performance del sistema turistico veneto sul digitale. E l'abbiamo fatto appunto con la preziosa collaborazione dello Studio Giacardi, che ringrazio davvero, Giuseppe Giacardi, Marco Antonioli, che sono collegato qui, ma anche tutto il loro staff. Ringrazio anche Marilena Nardi della Direzione Turismo, che si è interfacciata costantemente, e Fondazione Comunica, che con noi ha reso possibile, assieme a Union Camere e a Veneto Innovazione, questa ricerca. Allora, dico subito, abbiamo cercato di indagare con loro un campione consistente di quello che è il sistema Veneto online attraverso un'analisi su oltre 450 URL, oltre 450 siti di destinazioni, delle loro imprese, dei loro attrattori, ma anche di quelli, ce lo spiegherà bene il dottor Giacardi, quelli che sono i miti e non solo dell'ambito turistico in senso stretto, ma voi sapete che insomma la filiera turistica è una filiera trasversale che è influenzata e influenza, come dire, un po' tutti i settori della società e dell'economia, e quindi ci sono aspetti, la presenza di importanti marchi, di importanti aziende nella nostra regione contribuisce, come dire, alla notorietà della marca o delle destinazioni su cui insiste. Perché abbiamo voluto questo studio? Perché vedrete poi ci restituirà luci ed ombre e ci indicherà quali sono i gap da colmare. Diventa un indicatore molto importante per la strategia della regione, per la strategia delle destinazioni, ma anche per la strategia delle singole imprese. Non preoccupatevi di andare a vedere subito, pubblicheremo dopo questa giornata la ricerca sul sito dell'osservatorio, osservatorioturismoveneto.it, proprio per mettere a fattor comune subito i risultati di questa indagine. Dicevo, non preoccupatevi di andare lì a riconoscere se c'è la vostra URL, se c'è il vostro sito, oppure se la keyword a cui avete pensato voi è stata inserita, perché quello che ci interessa è la restituzione dell'insieme, magari diviso appunto per segmenti, mare, terme, lago, montagna, città d'arte, i miti, o per filoni turistici, l'enogastronomia, il turismo lento e via dicendo, le terme e quant'altro. Quello che è importante è prendere consapevolezza di ciò che dobbiamo migliorare nella nostra attività quotidiana e vedrete che in modo generale poi la ricerca e in modo puntuale per singoli cluster troveremo delle risposte molto interessanti. Abbiamo indagato anche il tema dell'accessibilità, poi ci sarà un intervento collegato a questo che approfondisce ulteriormente la questione, perché riteniamo che anche qui insomma ci siano dei gap da colmare, ci sia della strada da fare. Ecco, io credo che sia giusto passare subito a Giuseppe Giacardi e Marco Antonioli la presentazione vera e propria della sintesi, degli highlights di questo studio. Io mi permetterò, come dire, ogni tanto di interloquire con loro, perché, come mi faceva notare ieri Lisa Dovico, che segue con noi l'osservatorio, ci sono tanti numeri, ma i numeri non sono sempre facili da leggere e da comprendere, e a volte anche le questioni che la ricerca pone in evidenza abbisognano di alcuni approfondimenti. Quindi lascio la parola al dottor Giacardi e a Marco Antonioli per, diciamo, entrare nel vivo. Molto bene, grazie, buongiorno a tutti, grazie
dell'invito e dell'occasione di poter raccontare questo studio che abbiamo fatto. Datemi un attimo che condivido con voi le slide della presentazione in modo che sia più facile anche seguire. Sono highlights, però insomma, alcuni dati sono abbastanza complessi. Un attimo solo. Noi non vi vediamo, per cui se... Ecco, tutto bene, potete proseguire. Sempre preso di vista? Sì, ci siamo. Ecco, scusate, così abbiamo uno schermo intero, si vede meglio. Allora, noi abbiamo fatto, insieme con il dottor Antonioli, che è qui con me, che mi aiuta in questa presentazione, soprattutto nella spiegazione dei particolari, dei dati che abbiamo scoperto, fatto venire fuori, analizzato, abbiamo condotto uno studio sull'analisi delle performance dell'ecosistema digitale dell'offerta turistica del Veneto. Quindi non ci siamo concentrati sul sito, su una parte di esso, ma come giustamente ricordava all'inizio il dottor Marchioro, abbiamo cercato di comprendere l'insieme e la quantità delle URL, cioè dei siti che abbiamo analizzato in modalità diverse, che adesso vi spieghiamo, insomma giustifica anche proprio questa definizione. Permettetemi di dire brevemente chi siamo. Noi siamo uno studio che ha professionale, siamo tutti professionisti. Questo che vedete è il team a tempo pieno. Io sono il fondatore, sono 22 anni che ci occupiamo di fare progetti con una certa ambizione strategica. Non lavoriamo solo nel turismo, ma il turismo è stato negli ultimi anni un mercato molto affluente, molto interessante, con molta innovazione, come ricordava prima anche il collega Damiano De Marchi. Abbiamo condotto 268 piani di ricerca e di innovazione per imprese, territori e destinazioni, fatto 92 casi, 92 poi forse sono cresciuti ultimamente, di coaching, cioè di affiancamento, una volta che ci veniva chiesto anche di mettere a terra, di sviluppare concretamente, pragmaticamente le strategie e le ricerche che avevamo sviluppato. Il nostro compito in questa mezz'ora, 40 minuti del nostro intervento è quello di raccontarvi cosa si intende per ecosistema digitale, cos'è, perché è importante, o perlomeno cosa abbiamo inteso noi con il sistema digitale, perché non esiste una casistica scientifica definitiva e, come dire, ed esaustiva. Poi vi spiegheremo i risultati di tutte le indagini che sono state fatte. Alla fine c'è una parte breve, ma credo anche molto, come dire, efficace, di proposte di miglioramento basate sui dati, cioè guidate dai dati che abbiamo studiato. Cosa intendiamo e perché è importante un ecosistema digitale? L'ecosistema digitale è un insieme di URL, cioè di siti che più o meno casualmente compongono quella che è un'infrastruttura naturale di un territorio tra la propria capacità di offerta e il resto del mondo, collegandosi tramite internet. Quindi vuol dire che è l'infrastruttura che collega un territorio, una destinazione o un sistema a circa ma i dati qui sono giganteschi, 4 miliardi di utenti online tutti i giorni, ma in modo particolare mette in relazione costante, a seconda delle policy, delle pratiche che si attuano, i protagonisti dell'offerta nei confronti dei propri clienti, dei propri stakeholder e anche ovviamente tra di loro. L'ecosistema digitale segue le leggi della natura, perché è un concetto che deriva direttamente dagli ecosistemi biologici, quindi è un sistema caotico nel senso ampio del termine, non solo nel senso negativo, dove ci sono molte cose impreviste, dove non sempre i soggetti tra di loro collaborano e a volte confliggono, a volte sono in competizione. Da un punto di vista dell'economia del turismo, se così posso dire, diventa interessante, data l'enorme importanza che il digitale ha acquisito nel mondo del turismo e confermato anche come grande risorsa dopo l'epopea, insomma durante l'epopea del Covid, e comunque nella gestione anche delle relazioni si è confermato una risorsa straordinaria, fondamentale e molto efficace. Capire come funziona questo ecosistema digitale naturale e cercare di avere delle policy di coordinamento vuol dire aumentare l'efficacia di questa infrastruttura.
sarebbe, come dire, poter gestire un'autostrada con un'autostrada vera e propria, come tutti quanti noi conosciamo, con efficienza dell'asfalto, con efficienza degli ingressi, con efficienza delle uscite, con efficienza dei sistemi di protezione, con efficienza di collegamento, di connessione con gli interlocutori che ci stanno a cuore. Quindi per questa ragione da alcuni anni noi ci occupiamo di questo tipo di particolare analisi verticalizzata che entra molto nel merito anche delle storie e delle esperienze che i diversi protagonisti dell'offerta hanno con i propri clienti, di come i clienti finali o intermediari reagiscono rispetto a queste scelte, a queste pratiche. La metodologia di riferimento che noi abbiamo attuato in questi anni sostanzialmente prevede 4 passaggi, sono le frecce in giallo che vedete in alto in questo slide. Si selezionano delle URL sulla base di scelte che si condividono con responsabili della destinazione o del sistema turistico, si individuano delle keyword di riferimento che siano tendenzialmente rappresentativi delle offerte e permettono di far emergere con dei software di ricerca i comportamenti di ricerca online degli interlocutori che ci interessano. Poi si sviluppano appunto queste ricerche online tramite diversi sistemi di software e infine si fanno una classificazione e elaborazione dei dati. Sostanzialmente l'analisi delle performance si compone di 3 grandi attività di analisi dei dati. L'analisi dei valori di ricerca online per keyword di riferimento che nel caso del Veneto sono riclassificate su gli organismi di governo e destinazione, le cosiddette OGD. In questo caso è stato usato un software a noleggio che si chiama SEO Zoom, che penso molti di voi conoscono. Poi è stata fatta un'analisi dei valori medi di SEO Authority, cioè della credibilità che le policy che vengono attuate e che i siti attuano nei confronti dei clienti è possibile andare a registrare, sempre utilizzando diverse URL di ricerca che sono stati, e i risultati sono stati classificati per classe di offerta, che è una parte importante del lavoro di metodologia che adesso vi stiamo spiegando. E infine abbiamo fatto un'analisi dei punti di forza e debolezza delle pratiche digitali riclassificate anche in questo caso per classe di offerte. In questo caso abbiamo utilizzato anche Google Page Insight oltre che SEO Zoom. L'insieme di queste 3 analisi ci dà come risultato appunto l'analisi delle performance dell'ecosistema digitale dell'offerta turistica del Veneto. Una breve carrellata, veramente 30 secondi, dove abbiamo applicato in maniera abbastanza significativa questa stessa metodologia. Per la prima volta abbiamo applicato nel 2019 sotto incarico con Enel, quando facemmo l'esame dell'ecosistema digitale dell'analisi sull'impatto dei 3 centenari sull'offerta turistica e culturale italiana nel mondo. Allora avevamo un incarico, avevamo monitorato 500 interlocutori nel mondo rispetto ad una serie di item di ricerca che avevamo concordato con la direzione di Enit, e tra le cose scoprimmo che esisteva un ecosistema digitale molto interessante che faceva riferimento in Italia appunto all'offerta collegabile a questi 3 grandi personaggi di cui ricorrevano i centenari e che il mondo, come noto, ci ammira. Questa metodologia poi l'abbiamo messa a punto su una destinazione di area vasta che è stata Bari, area metropolitana, su una città metropolitana di Bari, con un incarico svolto durante il primo anno del Covid dell'anno scorso, e quindi ci ha permesso, in un momento in cui era difficilissimo gestire relazioni frontali, gestire relazioni dirette, però di andare a misurare appunto quali erano i comportamenti, come si stavano modificando i comportamenti dal 2019 al 2020 da parte dei turisti che guardavano con interesse o avevano un'esperienza rispetto all'offerta turistica, peraltro in gran parte da organizzare, della destinazione Bari, area metropolitana. Poi l'abbiamo applicato in un posto molto particolare in Sardegna per far capire come queste cose si possono verticalizzare, concentrare o espandere, articolare a seconda della destinazione di riferimento, in un luogo molto particolare della Sardegna, che è il comune di Baunei, Santa Maria della Rese, dove esiste un prodotto che si chiama Selvaggio Blu, che è un prodotto messo a punto, pensate bene, dal CAI, Club Alpino Italiano, su una parte delle montagne del Supramonte della Sardegna che guardano il mare dell'Ogliastra. E lì c'è un prodotto che è molto noto nel mondo, è un brand internazionale, che è uno dei pochi prodotti dell'offerta di Sardegna che lavora
quasi 10 mesi all'anno, mentre naturalmente il turismo sardo è un turismo prevalentemente concentrato nei mesi topici estivi. E questo ha permesso di costruire una strategia di questa piccola destinazione nel momento in cui le politiche regionali erano pressoché assenti, e di dare continuità in un periodo molto difficile per gli operatori della destinazione nel passaggio appunto al 2020 alle aspettative allora comunque ancora molto timorose rispetto alla stagione 2021. E di recente abbiamo concluso, il lavoro non è stato però ancora pubblicato perché è in atto un altro tipo di ricerca a fianco sull'ecosistema digitale, l'analisi delle performance con una metodologia assolutamente analoga a quella del Veneto sull'offerta turistica dell'Emilia Romagna, e questa è proprio freschissima, ripeto, è ancora da pubblicare. Che strumentazione abbiamo usato? In parte è già stata anticipata da chi ha aperto questa nostra sessione. C'è stata una collaborazione molto stretta tra le competenze tecniche del nostro studio, le esigenze, le aspettative e anche, come dire, la storia, no? Importante rappresentata dalla direzione Veneto, dalla direzione turismo della regione Veneto, in particolar modo dal dottor Marchioro e dalla dottoressa Nardi, insieme alla collaborazione della Fondazione Comunica, e appunto abbiamo usato due strumenti principali, non solo questi, ma questi sono i due principali, uno è un software gratuito, nel senso che è in abbonamento con la suite di Google, e l'altro è un software proprio totalmente a noleggio che è SEO Zoom, che restituisce, come vedrete adesso dalle spiegazioni di Marco Antonioli, dei dati molto importanti. L'ultima cosa che appunto mi permetto di spiegare, poi cedo la parola a Marco per i risultati, è come noi abbiamo razionalizzato l'ingente, enorme, grandissima offerta del Veneto. Non era assolutamente facile, probabilmente questa è una prima approssimazione. Se dovessimo rifare magari l'anno prossimo un'analisi simile sulla base dell'esperienza che abbiamo fatto adesso, forse questa razionalizzazione è in parte da rivedere, però è stata molto funzionale a portare a casa questi risultati e queste metriche sulla performance dell'ecosistema digitale del Veneto. Sostanzialmente abbiamo scelto di razionalizzare l'ingente offerta, che ovviamente abbiamo in parte studiato autonomamente, in parte ci è stata raccontata con dovizia anche i documenti da parte della direzione del turismo della regione, in 7 cluster che abbiamo chiamato di esperienze, che sono la città di Venezia, le città d'arte, il mare, la montagna, il verde, il lago e le terme, e poi in 5 cluster invece di prodotto-servizio, che attraversano l'interezza di questi 7 cluster di esperienza. Il primo, sulla base anche di altre esperienze che abbiamo fatto a partire dall'analisi dell'ecosistema digitale per i 3 centenari che vi accennavo prima, l'abbiamo chiamato cluster dei miti. E vedremo che vengono fuori cose molto interessanti. È proprio, come dire, forse anche un inizio, un incipit per una nuova strategia di marketing, volendo, di marketing commerciale, perché i miti sono ciò per i quali il mondo cerca il nostro paese, e cerca anche un'offerta così straordinaria, imponente, importante e anche appunto monumentale, qual è quella e di grande cultura anche contemporanea, che è quella della regione Veneto. Poi ovviamente enogastronomia, poi un prodotto che di recente la regione ha cominciato a strutturare con un grande interesse e anche con un grande ritorno dal punto di vista della clientela, che riguarda il cicloturismo, i cammini e i grandi eventi sportivi, tutto ciò che è hospitality, cioè tutto il sistema ricettivo sia alberghiero che extra-alberghiero, infine necessariamente ciò che possiamo chiamare i grandi sistemi, cioè dai congressi agli eventi fino agli aeroporti e ai principali sistemi di mobilità pubblica, e abbiamo incluso in questo anche la sanità, perché come ormai diverse ricerche cominciano a testimoniare, anche all'estero, non solamente in Italia, l'elemento salubrità, noi abbiamo su questo fatto un'indagine che abbiamo pubblicato alla fine della primavera scorsa, nel maggio di quest'anno, l'elemento salubrità è dato un ingrediente attrattivo fondamentale, cioè ciò che comunichiamo come policy e pratiche di protezione dell'incolumità delle persone all'interno di qualsiasi prodotto o servizio turistico diventa un elemento che condiziona il favore di scelta rispetto a quel prodotto o quel servizio. Quindi era importante andare a vedere in che modo all'interno anche dell'offerta
turistica del Veneto, l'elemento sanità, cioè protezione della salute, che tipo di ruolo andasse a giocare dentro all'ecosistema digitale. Qui ci sono gli obiettivi di ricerca, ma su questo cedo la parola a Marco, che è il nostro analista senior, ha un'esperienza ormai di diversi anni, sia in attività di ricerca di small data che di big data, come sono questi di cui stiamo parlando. Grazie Beppe, e buongiorno a tutte e a tutti voi e grazie di essere qui. Procedo appunto con l'illustrarvi degli highlights alla fine del rapporto di ricerca, che poi troverete completo sui canali della Direzione Turismo, come accennava il dottor Marchioro all'inizio nel suo intervento. Partiamo un attimo appunto a vedere quali sono stati gli obiettivi di ricerca che ci siamo dati. Innanzitutto appunto analizzare e misurare le performance online dell'ecosistema digitale dell'offerta turistica tipica del Veneto su 3 valori: i valori di ricerca online per keyword di riferimento, i valori medi di SEO Authority e i punti di forza e debolezza delle principali pratiche digitali. E infine volevamo contribuire a individuare un set di policy di miglioramento. Come abbiamo selezionato le 451 URL che hanno composto la base dati per effettuare l'analisi? Vado un po' nel dettaglio in questo caso perché penso sia molto importante capire come è stata effettuata la selezione. Vedete nel riquadro rosso i 7 cluster verticali che vi faceva vedere nella matrice Beppe prima di me, e in azzurro invece i 5 cluster orizzontali. Per quanto riguarda il cluster di Venezia, abbiamo incluso ovviamente l'OGD di Venezia e poi gli attrattori con più di 300 recensioni su TripAdvisor non presenti nel cluster 8 miti. Un esempio banale: la Basilica di San Marco è ovviamente un mito, quindi non è stata inclusa nel cluster di Venezia, ma è nel cluster miti. Nel cluster 2 città d'arte abbiamo incluso gli OGD di tutte le città d'arte del Veneto e anche qui gli attrattori con più di 300 recensioni su TripAdvisor. Cluster mare, gli OGD delle destinazioni balneari e gli stabilimenti balneari con più di 300 recensioni. Per quanto riguarda la montagna, le OGD delle destinazioni di montagna, gli impianti di risalita con più di 300 recensioni su TripAdvisor e le principali organizzazioni di escursioni in montagna, quindi itinerari, trekking, eccetera. Nel cluster lago gli OGD delle destinazioni lacustri, gli stabilimenti balneari di lago in questo caso e gli attrattori con più di 300 recensioni su TripAdvisor, e per quanto riguarda le terme, gli OGD delle destinazioni termali e le terme e le piscine con acque termali. Passando invece ai cluster orizzontali di prodotti e servizi, nei miti abbiamo incluso tutti i patrimoni UNESCO di cui la Regione Veneto è molto ricca, gli attrattori di importanza mondiale, i brand di aziende leader a livello mondiale in vari settori non direttamente collegate al turismo e il portale veneto.eu. Nell'enogastronomia siamo andati a prendere i ristoranti più rinomati della regione con più recensioni su TripAdvisor, i consorzi di tutela dei prodotti tipici e tutte le strade del vino e dei sapori. Cluster 10, cicloturismo, cammini ed eventi sportivi, sono tutti gli itinerari, tutti i servizi biking e di cammini che vengono organizzati, gli eventi principali di cicloturismo e sportivi e le principali maratone del Veneto, perché sappiamo essere degli eventi che attraggono un grande pubblico nazionale e internazionale. Il cluster 11 nell'hospitality invece abbiamo ragionato in maniera lievemente diversa, perché abbiamo grandi attrattori, appunto Venezia, ma anche Verona e tante altre grandi città d'arte del Veneto, in cui le recensioni erano molto elevate. Quindi abbiamo preso per le grandi destinazioni come Venezia e Verona le strutture ricettive con più di 1500 recensioni su booking.com, per tutte le altre OGD le strutture ricettive con più di 300 recensioni su booking.com, e abbiamo incluso anche il network Love Me in Veneto. E ultimo cluster, MICE e sistemi, come accennava Beppe prima di me, abbiamo incluso tutte le fiere, i centri congressi, gli aeroporti, il porto di Venezia, i parcheggi di Venezia, le compagnie del trasporto pubblico locale in tutte le province, le 7 province del Veneto, e le aziende ospedaliere della regione. Qui è il risultato delle URL selezionate per cluster. Ci tengo a ringraziare particolarmente la dottoressa Nardi e il dottor Marchioro per il contributo che hanno dato sia sulle URL che sulle keyword di ricerca che vedremo subito dopo questa slide, e alla fine abbiamo ottenuto 451 URL dell'ecosistema digitale così suddivise: al 76,7% sono privati e al 23,3% sono pubblici, e i cluster sono così rappresentati. Il cluster hospitality è quello maggiore con 115 URL, il 25,5%, e via via tutti gli altri. Poi abbiamo l'enogastronomia, miti, sport e città d'arte. Passiamo adesso invece all'analisi delle keyword di ricerca online. Questa è la selezione delle 241 keyword che abbiamo effettuato su tutte le 16 OGD del Veneto. Va sottolineato che l'analisi delle keyword ci dà
Da un lato la misura dell'interesse medio di ricerca su internet di quel contenuto turistico e anche il valore di investimento medio per raggiungere quell'interesse. I dati che otteniamo sono di due tipi. Il primo è il volume medio di ricerca mensile della keyword calcolato in un arco di tempo degli ultimi 36 mesi e il secondo valore è il CPC medio riferito alla medesima keyword. Il CPC medio è il costo per click, che indica il costo che dovrebbe sostenere l'offerta per ottenere ogni singolo click da parte del cliente turista su quella determinata keyword. Anche qui è importante, vista la freschezza dei dati, individuare qual è stato il periodo di rilevazione, che è stato dal 23 settembre al 4 ottobre di quest'anno, appunto andando indietro di 36 mesi. Ecco Marco, per capire, il costo per click è un costo effettivo o un costo attribuito, diciamo, se uno dovesse pagare la presenza? È un costo effettivo che chi investe su quella keyword ha per ogni click che un utente esterno, potenziale turista, fa su quella determinata keyword. Infatti vedremo poi nella tabella di sintesi che alcuni CPC sono veramente elevati. Perfetto, grazie. E il campo di indagine sul quale ci siamo confrontati sono appunto le 16 OGD del Veneto. Qui le vedete distribuite per popolazione e numero dei comuni, e sono in totale le 16 OGD l'80,3% del totale della popolazione del Veneto e il 72% del totale dei comuni del Veneto, e rappresentano anche oltre 63.000 strutture ricettive di tutta la destinazione Veneto e più di 750.000 posti letto, quindi è una base dati molto, molto significativa. Queste fonti ovviamente sempre Istat nazionale. Andiamo nell'analisi dei risultati. Queste sono solo delle 3 slide di sintesi e andiamo a vedere qual è la top 10 dei volumi di ricerca e dei CPC medi nelle keyword correlate alle 16 OGD del Veneto. Per quanto riguarda il volume medio di ricerca mensile, vediamo ai primi 5 posti tutte keyword correlate al meteo. È naturale che un turista o chiunque debba visitare una città anche per affari o per altri motivi vada a cercare il meteo in quelle determinate realtà in cui va. Però molto interessante notare al sesto, al settimo e all'8° posto 3 grandi città del Veneto, 2 grandi città d'arte, Verona e Padova, e una città d'arte enorme, immensa, che è Venezia, la città d'arte suprema in Italia, forse insieme a Roma, che è Venezia. E poi sotto, al 9° e al 10° posto, vediamo sempre il meteo nelle altre destinazioni, Treviso e Vicenza in questo caso. Più interessante andare ad analizzare quello che riguarda il CPC medio, perché mentre sui rank del volume medio di ricerca mensile erano dati che ci potevamo attendere, sul CPC medio invece notiamo delle grosse differenze. Sì? Vediamo soprattutto per quanto riguarda il CPC medio, ai primi 2 posti, il comune di Bassano del Grappa, sia con la keyword comune Bassano del Grappa e comune di Bassano del Grappa, con un CPC medio di oltre 5 euro nel primo caso e di quasi 5 euro nel secondo, che è un CPC molto elevato, perché vuol dire che per ogni click su quella determinata URL appunto che è stata messa, sulla quale è stato investito, si spendono 5 euro, quindi è molto elevato. Molto interessante al terzo posto il Teatro Olimpico di Vicenza, uno dei patrimoni UNESCO della regione, su cui vengono investiti quasi 3 euro. Vi faccio notare anche la correlazione fra il volume medio di ricerca mensile e il CPC medio. In questo caso chi performa meglio sono 2 attrattori diversi, tutti e 2 nel Padovano, e uno è Sant'Antonio da Padova, il santo di riferimento della città, che ha un volume medio di ricerca mensile comunque molto buono, di 22.200 ricerche mensili e 2,21 euro di CPC medio, e l'altra è un'altra destinazione, una città d'arte molto piccolina ma molto importante, che è Cittadella, che ha un volume medio di ricerca mensile di 18.100 e 1,7 euro indicativamente di CPC medio. Intanto so che si è collegato anche l'assessore Caner, che quindi sta seguendo la presentazione della ricerca e poi la commenterà con noi. Prego. Buongiorno. Buongiorno assessore. E andando avanti, buongiorno. Grazie. Andiamo a vedere anche sempre il top 10 dei volumi di ricerca e del CPC, in questo caso per i 7 cluster verticali, cluster di esperienze così definite. Notiamo una grossa predominanza delle università e della montagna. Questa è la sintesi estrema che possiamo fare. Infatti ai primi 2 posti notiamo Ca' Foscari, ricercata sia con l'apostrofo che senza apostrofo, con 60.500 ricerche mensili e un CPC medio molto elevato, superiore ai 2 euro. E poi al terzo, quarto posto troviamo Dolomiti Super Ski, Dolomiti
come keyword semplice, e le altre università, l'Università di Padova al quinto posto e l'Università di Verona al nono. Sempre con CPC comunque molto interessanti perché superano l'euro nella maggior parte dei casi. Andiamo anche in questo caso a vedere il CPC medio, il rank per CPC medio. Ancora una volta notiamo le università, sempre Ca' Foscari al primo e al terzo posto con 2,44 e 2,01, e è anche all'ottavo posto con 1,53 di CPC medio, e altri attrattori della montagna, le tre cime di Lavaredo, in questo caso il pedaggio per salire a visitare le tre cime di Lavaredo, i parchi del Veneto, che è molto interessante vista la predominanza appunto che avrà la sostenibilità come chiave di offerta turistica in futuro, con 2,29, e poi ancora il meteo nelle Dolomiti con Arpav Dolomiti, Parchi Naturali Veneto, e spuntano fuori finalmente anche le Terme Euganee, le offerte per le Terme Euganee con 1,30 euro di CPC medio. Questi invece sono i 5 cluster, le keyword riferite ai 5 cluster orizzontali, quindi i miti, l'enogastronomia, l'hospitality e così via. Notiamo che l'attrattore con il volume medio di ricerca mensile più elevato in realtà su tutte le keyword che abbiamo mappato è Gardaland, con oltre 300.000 ricerche medie mensili. E poi via via abbiamo altri attrattori importanti della destinazione, come l'Arena di Verona, che anche questa è all'interno del cluster miti, il Vinitaly, che è una fiera assolutamente fondamentale a livello nazionale e internazionale per l'enogastronomia e l'enologia soprattutto. Torna fuori ancora una volta Sant'Antonio da Padova, la Cappella degli Scrovegni, sempre a Padova, e per quanto riguarda Venezia invece troviamo la Biennale e gli hotel a Venezia, ma anche gli hotel a Jesolo, quindi interessante vedere che il volume medio di ricerca mensile esce sia a Venezia che a Jesolo. Su Gardaland escono, oltre che Gardaland in sé come keyword, anche l'Oblivion, che da quello che so è una delle attrazioni, delle esperienze da fare all'interno del lago di Garda, e il meteo a Gardaland, sempre per lo stesso motivo che vedevamo nella prima slide. Per CPC medio il rank invece ci dà Venezia Dolomiti, quindi la ciclovia Venezia Dolomiti con un CPC medio di 4,23 euro. Al secondo posto ancora una volta troviamo il Teatro Olimpico di Vicenza, i trasporti in Veneto, che è una keyword sicuramente sulla quale è molto importante investire perché un turista che arriva in regione deve capire come andare a visitare, e poi troviamo la Casa di Giulietta in varie forme, la Casa di Giulietta Romeo, Verona Casa di Giulietta e così via, sempre sui oltre i 2 euro di investimento. Su Padova torna fuori ancora una volta Sant'Antonio da Padova, come vedete è ricorrente questa keyword, quindi vuol dire che viene particolarmente cercata. Il Teatro Olimpico di Vicenza, ma il programma specifico degli eventi che vengono svolti all'interno del Teatro Olimpico, e le ultime due keyword sono la mezza maratona di Verona. In generale sulle maratone abbiamo notato che viene investito di più sulle mezze maratone, sulle maratone brevi, piuttosto che sulla maratona completa, probabilmente per intercettare un pubblico più vasto e non un pubblico solo di sportivi esperti che fanno la maratona completa e professionisti. E all'ultimo posto gli hotel a Verona, che è comunque anche questo molto, molto interessante. Passiamo al secondo output che abbiamo ottenuto, che è il valore medio di SEO Authority. Come vedete, i primi 3 cluster col valore medio di SEO Authority più elevato sono i miti, i mais e sistemi e Venezia. Per illustrare il valore medio di SEO Authority è importante capire cosa intende il software che abbiamo utilizzato con SEO Authority e su che cosa si basa. Tenete conto che il software SEO Zoom monitora oltre 58 milioni di siti nel mondo, e di questi 57 milioni hanno un punteggio che va da 0 a 10. Quindi tutti quelli che sono sopra stanno performando molto meglio. Ciò vuol dire che la media dei siti, delle URL del cluster miti è a 42 su 100 e quindi è al posto fra 41 e 50, dove vedete sono collocati solo 21.800 siti a livello mondiale. Per farmi capire ancora meglio su questo dato così particolare, notiamo che al massimo fra 91 e 100 abbiamo solo 6 siti che sono i grandi player del digitale in Italia e nel mondo, quindi Google, Facebook e così via. Quindi in verde vedete appunto i cluster più performanti, in giallo i cluster che performano in maniera un pochino minore, che vanno dal mare, montagna, terme, città d'arte. Interessante notare che sono i prodotti classici, tradizionali, che sono lì in mezzo e sono comunque resistenti in base a tutte le evoluzioni del mercato. Infine in rosso, ma non è un rosso così negativo perché appunto si collocano tutti nel punteggio fra 21 e 30, in cui troviamo 243.000 siti, sempre su 58 milioni che vengono monitorati
Dal software troviamo hospitality, enogastronomia e cicloturismo e sport e grandi eventi sportivi. La sintesi, sempre tenendo presente quello che vedete nel box blu, che è che l'ecosistema digitale dell'offerta turistica del Veneto, sulla base delle nostre 451 URL analizzate, è di 32 su 100, quindi si colloca in quella fascia insieme a 82.729 siti a livello mondiale. Quindi comunque è un risultato molto buono, che può essere migliorato se lavoriamo su punti di forza e debolezza che vedremo fra poco. Come abbiamo utilizzato e analizzato l'analisi SWOT? Abbiamo preso a riferimento 4 fattori fondamentali. Il primo sono le performance del sito, quindi abbiamo cercato di rispondere alla domanda: quanto è veloce il sito, sia da desktop che da mobile, è responsive, quanto è accessibile il sito anche per qualsiasi tipologia di utente che abbia bisogno. Sull'accessibilità, ad esempio, vedremo che c'è un lavoro importante da fare. Poi siamo andati a vedere il posizionamento SEO e quindi a vedere la SEO authority di ciascuna singola URL delle 451 analizzate. Siamo andati a fare un'analisi dei contenuti, entrando in ciascuna delle 451 URL, siamo andati a vedere se hanno un buon orientamento al cliente, cioè sono esplicitamente dalla parte del cliente turista a livello di narrazione, di servizi, di safety, di offerte personalizzate, di policy e strumenti di disintermediazione anche. In quante lingue è consultabile il sito? Senza fare nomi, in altre realtà in cui abbiamo lavorato c'erano pochissimi siti che erano anche in inglese, erano solo ed esclusivamente in italiano, che se vogliamo fare turismo avendo i siti solo in italiano facciamo molta fatica, ovviamente. Poi, visto il determinato particolare periodo in cui stiamo svolgendo l'analisi, siamo andati a vedere se sono presenti policy di safety Covid per il turista. Cosa intendiamo con policy di safety Covid? Siamo andati a vedere se sono pubblicate le misure minime di sicurezza che un turista magari vuole sapere prima di accedere a un ristorante, a una struttura ricettiva o a un attrattore. Adesso, ad esempio, è richiesto o non è richiesto il Green Pass? È obbligatorio indossare la mascherina? È messo a disposizione il gel igienizzante? E così via. L'ultima voce sui contenuti che siamo andati ad analizzare è se ci sono riferimenti al territorio o ad altri attrattori del territorio. Faccio un esempio banalissimo: un hotel di Venezia che scrive come andare a visitare la Basilica di San Marco e magari mi mette anche il link dove andare ad acquistare i biglietti per la visita alla Basilica di San Marco. Ultimo fattore che abbiamo analizzato è l'utilizzo dei social. In questo caso abbiamo preso in esame Facebook perché è il social generalista per eccellenza e Instagram perché nel turismo svolge un ruolo fondamentale. Su entrambi i social siamo andati a vedere la frequenza di utilizzo, se è regolare o meno. Con frequenza regolare intendiamo anche magari la scelta di pubblicare una volta alla settimana, però che sia effettivamente una volta alla settimana e non sia spot. Vedremo ad esempio che sui grandi eventi sportivi o sui grandi eventi in generale si tende a pubblicare molto in contemporanea dell'evento, subito prima e subito dopo, ma niente nel momento in cui si è lontani dall'evento, e questa è una policy che andrebbe migliorata. Poi siamo andati anche qui a indagare se la tipologia di contenuti è diversificata e i contenuti sono rilevanti per l'utente. In questo caso cosa intendiamo? Un albergo che non fa vedere solo ed esclusivamente la sua stanza nelle foto pubblicate su Facebook o su Instagram, ma ci condivide anche il territorio, magari ci condivide lo staff dell'hotel e ci fa entrare, ci fa vivere tutta l'esperienza dell'albergo online. E alla fine siamo andati a calcolare l'engagement sia su Facebook che su Instagram. Procedendo, questa è la sintesi estrema di tutti e 12 cluster messi insieme, come vedete sulle 451 URL. Ecco, diciamo, scusa Marco, che poi nella ricerca che sarà pubblicata sull'osservatorio ognuno potrà vedere per cluster l'analisi specifica o per i miti, eccetera. Scusate. Esattamente, sia su questa parte dei punti di forza e di debolezza, sia per quanto riguarda l'analisi delle keyword precedenti, ci sono sia l'analisi delle keyword per OGD, sia per cluster. Quali sono i punti di forza che vedete in blu e quali sono i punti di debolezza dell'ecosistema digitale che vedete in rosso? I punti di forza sono che 388 URL su 451 hanno performance tecniche sufficienti da desktop, e questo è un ottimo risultato, vuol dire che da computer si accede facilmente ai siti. 386 su 451 hanno un buon punteggio di SEO Authority, e anche questo è un ottimo risultato perché vuol dire che siamo facilmente trovabili da un utente turista che viene a cercare la nostra destinazione. 345 su 451 utilizzano almeno 2 lingue straniere, quindi italiano e inglese, o spesso e volentieri anche il tedesco, e qua non mi sto a dilungare appunto perché l'ho già fatto prima sull'importanza di avere un sito in più lingue straniere per quando parliamo di turismo.
344 su 451 pubblicano anche riferimenti esterni al loro territorio, al territorio in cui sono collocati, ed è un dato molto, molto rilevante, perché appunto turismo è un'economia di territorio, è l'economia di territorio per eccellenza, quindi trovare tutte queste interpolazioni è molto importante. 245 su 451 hanno un buon orientamento al cliente. Qui vedrete il dettaglio sui cluster. A livello di cluster ci sono cluster che performano molto bene, ad esempio l'hospitality, e altri sui quali invece c'è da lavorare. Quali sono i punti di debolezza invece? 372 URL su 451 hanno un basso livello di accessibilità per tutte le tipologie di utenti. Su questo vedremo un grafico, una tabella dopo questa slide, prima di ripassare la parola a Beppe per le conclusioni. 355, scusate, su 451 fanno un insufficiente utilizzo di Facebook. 341 su 451 non pubblicano policy di safety per il turista, e questo è importante in realtà, perché un turista ha necessità di sapere come andare a vivere all'interno di un attrattore, o appunto come visitarlo, soprattutto se viene da un paese straniero in cui le normative sono diverse rispetto a quelle che abbiamo noi in questo momento in Italia. Altro dato sul quale bisogna fare un lavoro, questo invece non ci stupisce rispetto ad altre destinazioni che abbiamo analizzato: 336 URL su 451 hanno performance tecniche insufficienti da mobile. Quindi lavoriamo molto bene sul computer, sul desktop, sul mobile invece dobbiamo ancora fare degli investimenti importanti. Ultimo dato che fa il paio con quello di Facebook: 327 su 451 hanno un utilizzo insufficiente di Instagram, quindi sui social va fatto un lavoro probabilmente di piani editoriali più precisi e di comunicazione di più aspetti complessivi della propria realtà. In sintesi abbiamo 162 URL su 451, quindi il 36%, che hanno performance adeguate, di cui la maggior parte, 60 su 162, sono nel cluster hospitality, e 289 su 451, quindi il 64%, con performance inadeguate. Andiamo adesso, prima di concludere, a vedere com'è la distribuzione di queste URL, delle 162 con performance adeguate e delle 289 con performance inadeguate. Qui lo vedete all'interno della mappa del Veneto, e poi le abbiamo suddivise. Quelle con le 162 performance adeguate penso sia abbastanza chiaro dove sono concentrate. Sono concentrate verso il lago di Garda, verso l'area di Venezia e dei lidi, quindi Jesolo, Chioggia e così via, al centro, nell'area delle città d'arte, quindi Padova, Treviso, Vicenza e tutto il resto, e in alto, intorno a Cortina d'Ampezzo, sulle Dolomiti. Come vedete è un po' scoperta la fascia pedemontana della pedemontana veneta, infatti è più presente in questo caso nelle 289 performance inadeguate. Come vedete si riempie di puntini rossi, di marker rossi. Ultima slide, prima di ripassare la parola a Beppe: il ranking dell'accessibilità per cluster. Anche qui siamo andati ad utilizzare un software, webaccessibility.com, per andare a vedere quanto sono accessibili i vari cluster. Il punteggio è da 0 a 3, quindi sono punteggi molto bassi in tutti i casi. Il cluster più elevato è Venezia, comunque, che ha 1,18, al secondo posto il Verde, e al terzo il Lago e le città d'arte, che hanno punteggi molto simili. Il lavoro più importante da fare a livello di accessibilità invece è sul cluster mare, hospitality e terme, e bisogna fare in modo che tutti i turisti, utenti potenziali, possano accedere anche a seconda delle proprie diversi tipi di accessibilità appunto ai siti di cui hanno bisogno. Passo adesso la parola a Beppe per le... Sì, questa è una sintesi dei dati, quindi vi lascio immaginare cosa c'è nel rapporto di ricerca che credo la Direzione del Turismo, come diceva prima Marchioro, pubblicherà nei propri canali. Volevo, prima di passare all'ultimo pezzo, mi pare che siamo tranquillamente nei tempi, in modo che se c'è qualcuno che vuole intervenire, fare domande, porre... Insomma... Sentiamo anche poi un commento dell'assessore, appunto, finché ce l'abbiamo in linea, quindi... Molto bene, sì, io tra 5 minuti ho concluso. Volevo solo far notare che agli ultimi posti ci sono, come dire, dei fatti importanti. Il mare è un prodotto, è un'esperienza molto rilevante anche per il Veneto. Ecco, la cosa strabiliante rispetto ad altre circostanze, quando abbiamo fatto un intervento simile con la stessa metodologia Mainetto, è che il mare ha sempre un problema di performance in termini di ecosistema digitale. Quindi probabilmente abbiamo a che fare con operatori più convenzionali, più tradizionali, dove la parte innovativa è più rastremata rispetto a quelli che operano, non so, in montagna o in città d'arte o su altri prodotti, cicloturismo, i cammini e quant'altro, o i sistemi, e quindi forse lì, vista l'importanza che
diciamo, il PIL mare può avere sul PIL complessivo del turismo, forse occorre, come dire, fare un lavoro di fino per portare, come dire, gli operatori ad avere una cultura digitale più performante. L'altro elemento che ritorna, lo notiamo spesso quando facciamo questi interventi, è che sempre in mare sembrano rimasti ai primi anni di questo secolo, quando non si faceva turismo usando lo smartphone, ma si faceva ancora in maniera digitalmente minore di quello che si fa adesso, ma prevalentemente usando un PC o un desktop. Cioè i siti sono scarsamente responsive, quindi scarsamente utilizzabili in modo efficace e efficiente usando lo smartphone, quando invece ormai è acclarato da diversi anni che lo smartphone è uno strumento fondamentale con cui uno fa vacanza, sceglie dove andare, decide dove dormire, cosa andare a vedere, dove fermarsi e così via. Quindi lì abbiamo un problema molto importante che abbiamo cercato di mettere in evidenza in questi suggerimenti che con umiltà e modestia, senza arroganza, insomma, il lavoro di un analista, di un consulente è quello di dire quello che pensa, non è quello di dire qualcosa di accomodante. Quindi ci scusiamo, come dire, in termini di educazione, se le cose che diciamo possono aver urtato involontariamente e non senza nessun manicheismo la sensibilità magari di alcuni di voi, ma credo che in questo contesto dire come stanno le cose, cosa si potrebbe fare, sottolineo il condizionale, per migliorare, sia un vantaggio che grazie all'iniziativa della direzione del turismo è possibile da adesso in poi cominciare a perseguire, anche ampliando e migliorando rispetto a quello che possiamo aver detto noi. Rispetto ai suggerimenti abbiamo suddiviso, diciamo, in due aree di ragionamento. Quali sono i vuoti da affrontare, dove proprio non c'è una policy, non c'è una strategia, ovvero noi non abbiamo, sulla base dei dati che abbiamo studiato, non l'abbiamo colta, e l'altra invece dove ci sono delle pratiche che sono già in atto, ma è opportuno svilupparle in determinate modo. Rispetto al primo tema, cioè alle scelte di strategia che sarebbe opportuno fare, cominciando da quella più rilevante, che fa riferimento alle cose che dicevo poc'anzi, quando rilevavo che dappertutto il mare ha dei problemi in termini di tecnologia, di uso del digitale, pochi siti, la minoranza dei siti hanno una tecnologia anche responsive e così via. Pensiamo che sia importante ragionare a livello di diffusione e aggiornamento continuo di una cultura digitale applicata. Quindi servono senz'altro gli eventi, come dire, apicali, come può essere quello di oggi, in cui si trattano dei temi molto importanti, i macro trend, le nuove tecnologie e così via, però serve evidentemente una strategia, come dire, di diffusione della cultura digitale applicata che sia continua, costante, anche in termini di aggiornamento, tutto l'anno probabilmente, o comunque nei periodi in cui gli operatori non sono stressati ovviamente dai flussi turistici più importanti e significativi. E forse servono anche gli incentivi per aumentare l'offerta da parte delle accademie pubbliche e private, qui poi anticipo un'altra cosa che abbiamo anche già affrontato, e anche un aumento della quantità dei giovani che vengono aiutati ad avere buone pratiche e quindi un buon contributo, no, alla competitività dell'offerta turistica. Faccio una piccola inciso, come alcuni di voi forse sanno, noi abbiamo pubblicato di recente, la presenteremo anche al prossimo BTO il 30 di novembre, lo dico perché so che i due eventi sono Digital Tourism e BTO, hanno un patto di collaborazione molto importante, un'indagine sull'alta formazione del turismo in Italia. Uno degli elementi che viene fuori in maniera macroscopica è che l'offerta formativa è poco finalizzata al digitale e la speranza dei 517 docenti ricercatori, dei 61 soggetti dell'alta formazione in Italia è di aumentare invece l'offerta digitale. Se volete, queste cose abbiamo osservato in termini di punti di debolezza sull'ecosistema digitale, e questo dato di un altro tipo di ricerca ma che affronta appunto il problema della formazione sono tra di loro molto coerenti, drammaticamente coerenti. E quindi su questo, se la Regione penserà di impostare un lavoro coinvolgendo le accademie, coinvolgendo le istituzioni private e via dicendo, oltre che gli operatori, fa un lavoro meritorio non solo per i propri operatori, per il proprio territorio, ma probabilmente anche come contributo, idea significativa a livello nazionale. E su questo... Grazie. Come?
Grazie per questo spunto, dottor Giacardi, che coglieremo adesso. Diciamo, uno degli obiettivi della ricerca, lo ricordavo, era proprio trarre punti di forza e di debolezza per impostare le strategie regionali e anche quelle delle destinazioni e delle imprese. Tra l'altro, adesso a breve passiamo la parola all'assessore Caner. Proprio con le politiche di coesione 2021-2027 c'è l'idea di lavorare anche proprio in questa direzione, portare le destinazioni del Veneto a essere delle smart tourist destination e dall'altro lato, sul lato formazione, ad esempio, affiancarle con una sorta di web angels. Voleva concludere, poi passerei la parola all'assessore Caner. Sì, volevo accennare le ultime cose che suggeriamo. Lo stesso livello di diffusione e aggiornamento continuo della cultura digitale andrebbe applicato alle pratiche delle conoscenze di sostenibilità. È un valore di riferimento già presente nella strategia turistica del Veneto. Abbiamo notato invece che all'interno dei contenuti, in particolare di analisi del C-Cluster di offerta, il tema sostenibilità è un tema ancora debolmente presente, quindi su questo va forzato perché, come è noto, la domanda dopo l'esperienza drammatica del Covid è profondamente virata da un punto di vista dell'interesse rispetto a un'offerta di sostenibilità certificata, chiara, non semplicemente, mi scuso per la citazione di Greta, un bla bla, in cui siano chiari i benefici di chi sceglie un certo tipo di vacanza, di destinazione, di luogo, di situazione, anche da un punto di vista della qualità ambientale che riceve, della protezione che riceve, perché questa cosa se la porta via durante il resto dell'anno, diventa un beneficio di lunga durata e quindi diventa per l'offerta anche un beneficio di reputazione. Poi abbiamo un problema di branding, di politiche di branding, perché il brand Land of Venice non è sempre presente nei siti pubblici e privati. La stima che abbiamo potuto fare è di 5 casi su 100, quindi molto bassa, e analogamente andrebbero coinvolti i grandi marchi dell'industria, della manifatturiera, comunque dell'attività economica della Regione Veneto, che sono tantissimi, a aumentare la presenza sia dell'offerta, del richiamo all'offerta turistica, a volte è sufficiente anche un banner, ma anche dire nei propri siti che l'azienda è nata nel Veneto, ha sede e lavora nel Veneto, come dire, approfitta di una cultura che il Veneto da secoli produce e ha permesso di produrre un certo tipo di abbigliamento, un certo tipo di scarpe, un certo tipo di biciclette e un certo tipo di altri prodotti che il Veneto poi promuove e diffonde nel mondo. Questa combinazione andrebbe aumentata perché premia entrambi, cioè premia sia l'industria che produce un determinato bene e servizio da diffondere nel mondo, ma premia ovviamente il territorio che si avvantaggia di un ulteriore elemento di reputazione e di qualità. Le ultime due cose che volevo accennare sono che secondo l'opinione, ma anche l'assunzione che abbiamo fatto inizialmente, un ecosistema digitale è un fatto caotico, è un fatto naturale e soggiace appunto alle leggi della natura. Poiché è un'infrastruttura che ci collega col mercato, collega domanda e offerta, dobbiamo via via aumentare la capacità di governarlo, di guidarlo, di aumentare il livello di cooperazione. Per cui sarebbe interessante fare una survey sui 451 titolari dei siti che abbiamo esaminato per capire esigenze, problematiche, aspettative anche di supporto e disponibilità a cooperare, poi avere un luogo che si affianca o insomma, si inserisce all'interno della vostra attuale organizzazione turistica. State ripensando molte cose della strategia del piano del Veneto, quindi dedicare un luogo nel quale si fa cooperation room dell'ecosistema digitale del Veneto. E questi sono i vuoti strategici. Le pratiche sono molto più semplici, riguardano l'accessibilità. Ci sono alcuni cluster che vanno premiati perché hanno un'elevata accessibilità: Venezia, Verde, Lago Cerdato, lo ricordava già prima il collega Antonioli, e poi altri che vanno invece, come abbiamo visto dalla tabella che faceva vedere Marco prima, vanno proprio invitati a fare un lavoro sulla accessibilità, in modo particolare mare, hospitality, termi e miti. Le ultime due cose che dico e poi concludo è che bisogna stare attenti, soprattutto sul piano delle attività outdoor e collegati ai grandi eventi, di non fare dei fulmini temporanei, no? Cioè
attorno all'evento si fa un grande lavoro di comunicazione, poi spariamo per 8, 10, a volte anche 11 mesi. Bisogna avere la capacità, chi studia il digitale, chi ci lavora in termini di marketing, conosce benissimo questa cosa, di dare una continuità alla narrazione, ovviamente con delle strategie che siano coagenti con gli obiettivi di ciascun evento o di ciascun tipo di prodotto. L'ultima cosa è che bisognerebbe vincolare, insomma, determinati investimenti anche appunto a fare in modo che gli operatori siano spintaneamente, perdonatemi la battuta, condizionati a fare delle cose che tornano utili anche a loro, cioè priorità dell'interfaccia mobile, più abilità e maggiore utilizzo dei social, integrazione delle informazioni e del servizio di tutela della incolumità della persona che appunto chiamiamo safety. Ecco, noi abbiamo concluso, queste sono le 3 persone che hanno lavorato su questo lavoro, c'è una collega che non è con noi oggi perché ha un altro impegno, che è la nostra Digital Advisor, Manuela Busso, e poi Marco che ha coordinato proprio il lavoro di elaborazione. Io ho terminato, se ci sono domande siamo ovviamente a vostra totale disposizione, se no poi ci mettiamo in ascolto nuovamente. Grazie molto al dottor Giaccardi e a Marco Antonioli per questa molto puntuale presentazione, soprattutto per le sottolineature finali. Penso a quella sul marchio che ricordava anche il Presidente Pozza, su cui stiamo lavorando molto e dobbiamo lavorare ancora di più, e anche per gli altri suggerimenti. Io ripasso la parola a Stefano per coinvolgere il nostro assessore Canelli.